Buonasera a tutti, oggi è sabato 27 luglio e con oggi sono 65 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. E quella che vedete qui davanti è la città di Trieste. Quelli sono i palazzi istituzionali, Piazza Unità, la bellissima Piazza Unità, il Molo Audace, e questa qui dietro è tutta la città. Eh, che dire, ogni giorno che passa qui la situazione diventa, come potete vedere e capire, sempre più grottesca e surreale. Ehm, Come sapete, ieri c'è stato ieri stanotte, ieri sera c'è stato un temporale pazzesco. Qui è venuto giù l'ira di Dio con un vento fortissimo, addirittura il vento era così forte che alzava il mare e ricopriva le macchine qui sotto, quasi non si vedevano più perché sembrava che il mare se li inghiottisse. Era uno spettacolo per certi versi anche affascinante, era veramente spettacolare e allo stesso tempo terrificante, perché io confesso che ero veramente spaventato ieri sera. Come ogni volta che c'è un temporale, potete solo immaginare cosa vuol dire stare su questo coso durante un temporale con fulmini che vengono giù come se fossimo sotto un bombardamento. E come sapete, quello che potrebbe succedere se questa gru dovesse essere colpita da un fulmine, nessuno lo sa, si sono fatte molte ipotesi, ma sicuramente niente di buono. E sicuramente io non vorrei provare questa esperienza. Detto ciò, però, c'è un sindaco, si chiama Roberto Di Piazza, che è disposto a fare il morto piuttosto che confrontarsi con un cittadino pacifico e in maniera democratica, il sottoscritto. Un cittadino che è stato poi portato all'esasperazione proprio a causa di questo sindaco che, per chi non conoscesse la vicenda, questo sindaco, sollecitato l'ex prefetto Anna Paola Porzio, si è impegnato con il sottoscritto, ha fatto delle promesse, degli impegni di trovare delle soluzioni per compensare la perdita della mia impresa che era stata distrutta, paralizzata e poi chiusa per anni e poi messa in un bando di gara pubblico, a causa appunto dell'inerzia, l'incompetenza, le forberie di una classe politica, di un'istituzione che fondamentalmente non ha funzionato e, fu- e ha creato un danno pazzesco. Provate a immaginare, qua non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando dei sacrifici di una vita, del lavoro di una vita, di un'impresa, di investimenti, di mutui da pagare che non si sono più riusciti a pagare, di una casa che è stata pignorata. Cioè stiamo parlando di questo, non stiamo parlando di noccioline, no? E adesso cioè, questo sindaco, sapendo bene del danno pazzesco che hanno fatto, si era impegnato con delle location alternative che mi ha proposto, che non poteva neppure farlo. Poi lui adesso dice che effettivamente lui non poteva mai fare una roba del genere, però ci sono delle registrazioni che raccontano una storia diversa, no? Ci sono delle registrazioni che raccontano che questo sindaco si era anche impegnato a istituire un tavolo tecnico
con il prefetto, con il presidente della regione Fedriga, con il governo attraverso il sottosegretario Zoccano per trovare una soluzione definitiva e concreta a questa vicenda e tra l'altro c'erano in ballo anche queste location e in più mi aveva persino fatto fare un progetto su una di queste location, una location che poi si è rivelato non solo che non poteva fare questo, impegnarsi a fare questa cosa, ma era una location che non era neppure nelle sue disponibilità, nelle disponibilità del comune. Per cui questo signore ha fatto il peggio del peggio, cioè addirittura proponeva una fontana di Trevi. Ed è questo il motivo che mi ha portato a dover rischiare la vita su questa gru. No? Cioè, ha talmente esasperato, come se non fosse poi stato abbastanza tutto quello che io ho dovuto passare in questi anni. Voi sapete che io ho fatto una specie ho passato una specie di odissea, no? A inseguire questi politici che si impegnavano e poi disattendevano le promesse e gli impegni che prendevano con il sottoscritto. E questo per me è inaccettabile, voglio dire, prendere in giro i cittadini in questo modo, vigliaccamente, spudoratamente, cioè, poi vuol dire calpestare il lavoro, stiamo parlando di robe serie, c'è il lavoro, vita, un'intera vita di lavoro, questi calpestano tutto. E poi qualcuno può anche dire, e beh, ma lo sai come sono, Marcello, i politici italiani? Sì, vabbè, ma questo cosa vuol dire? Cioè, con questa frase che cosa si cerca di giustificare? Cosa si cerca di dire? Per il fatto che abbiamo dei politici italiani che sono dei mascalzoni, dei criminali, dobbiamo mettercela tutti in tasca, dobbiamo andare via rassegnati e bastonati, cioè, ci portano, ci falciano tutta la vita, un'intera vita di lavoro e noi dobbiamo stare zitti e rassegnati, ma anche no, cioè vuol dire avrò il diritto di incazzarmi e di protestare in tutti i modi, io non sono capace di sparare e di ammazzare nessuno, però viva Dio, cioè di fare azioni eclatanti, sì, ma soprattutto se un sindaco dopo tutto questo si permette di prendermi ancora ulteriormente in giro, che poi io dopo, oltretutto io non è che sono arrivato qui da un giorno all'altro, di tutta questa vicenda era attenzionata da molto tempo la questura, alla quale io relazionavo sistematicamente di ogni mio incontro, di ogni mio movimento, con cui parlavo, con tutti i politici che contattavo, di che cosa mi dicevano, sapevano che io registravo tutto. Per cui questo sindaco non ha giustificazione a quello che ha fatto, cioè sa benissimo di averlo fatto, sa benissimo di averla fatta sporca ed è questo il motivo per cui lui scappa, non ha il coraggio di confrontarsi e molto vigliaccamente lui preferisce fare il morto, cioè ci rendiamo conto a che livello è arrivato quest'uomo. Cioè, stiamo parlando di un uomo, di un sindaco che ha il dovere morale e istituzionale di ricevere qualsiasi cittadino, non solo il sottoscritto, qualsiasi cittadino, rilevare le problematiche e cercare di risolverle in tutti i modi, non scappando, confrontandosi pacificamente, democraticamente, anche davanti a delle telecamere se necessario, ma non può scappare, perché chi scappa ha sempre torto, chi scappa vuol dire che ha qualcosa da nascondere, questo da quando è mondo, e questo signore è disposto piuttosto a fare il morto che avere un confronto pacifico, democratico, è disposto a nascondersi dietro a dei ragazzini, si comporta come un ragazzino di 12 anni. E, e ormai questo signore è diventato veramente la vergogna di questa città e di tutta la gente per bene di questa città e di questo paese che sta osservando quello che sta facendo questo sindaco, che è agghiacciante, fa tremare i polsi, no? Perché è ovvio che tutte le persone serie, normali e per bene, cioè, vedono una cosa del genere, che la prima cosa che pensano è che se tanto mi dà tanto, se questo è capace di dare uno spettacolo così agghiacciante di miseria umana, di squallore, di mancanza di etica, di valori, di violenza,
cioè, Dio solo sa che cosa è capace di dietro le quinte, no? Cioè, questo è come fare uno più uno, no? E lo sta facendo ovviamente perché evidentemente ha un supporto di un entourage politico, di un sistema politico, giornalistico e sindacale che lo sostiene, no? È per questo che si permette, perché è tutto un sistema che è completamente marcio e corrotto e questo ovviamente tutte le persone per bene registrano questo, e cosa possono registrare? Solo questo, che se questo sindaco si permette di fare il piccolo podestà, no, di una città e fare quello che vuole, calpestare anche i diritti più elementari, poi hai voglia di dire no, abbiamo i tribunali, abbiamo la Costituzione, cioè questo sta calpestando tutto, poi ovviamente andare per le vie legali, lo sappiamo che è una strada lunghissima, impervia, poi sappiamo benissimo, cioè conosciamo tutti i scandali con dei PM, cioè le collusioni, poi magari questo giudice sarà il giudice più onesto e bravo sulla faccia della terra, però sappiamo benissimo che sarà comunque una strada lunga, impervia, anche se troviamo il giudice più onesto di questa terra, quindi le probabilità di avere giustizia in un altro tribunale tutti gli italiani sanno che sono bassissime ed ecco perché mi trovo qui. Questo sindaco ha calpestato sfacciatamente la Costituzione italiana, sta calpestando la Carta internazionale per i diritti dell'uomo, sta calpestando persino lo statuto del comune di questa città, che è uno statuto bellissimo, andatevelo a leggere, ve lo consiglio. Cioè, tutta questa roba è diventata carta per il sedere, cioè carta da VC per questo sindaco. Adesso questo è inaccettabile, no? Cioè, vuol dire, allora noi che cittadini, che armi abbiamo? Che possibilità abbiamo di difenderci? Chi ci difende a noi? Non c'è rimasto più nessuno, non c'è un governo che ci difende, non c'è la polizia che ci difende, non ci sono politici che ci difendono, non ci sono sindacati che ci difendono, cioè siamo morti. Allora è ovvio che per esasperazione c'è l'ultima spiaggia, piuttosto che tagliarsi le vene in un angolino, magari senza far rumore, e un cittadino è costretto a fare gesti così forti, così pericolosi, no? Come stare da 2 mesi, più di 2 mesi su una gru e rischiare di beccarsi un fulmine o di cadere giù e morire. E però questo sindaco, ricordatevi bene questo nome, si chiama Roberto Di Piazza, Trieste, sta dando questo esempio, no? Di miseria, ripeto, proprio di squallore umano, di violenza, ed è violento nei modi, nei gesti, nei discorsi, nella sua tifoseria che scatena, no? Nei suoi troll, nei suoi giornali, no? Cioè gente violenta, aggressiva, cattiva, proprio malvagi, no? E tutta questa malvagità la propone per terrorizzare ovviamente la gente. Lui pensa di poter spaventare chiunque in questo modo, ma io non mi spavento, per me si può chiamare anche Totorina o come cavolo gli pare, io cioè, non ho paura e lo affronterò sempre a testa alta e guardandolo negli occhi e lui però continua a scappare e allora chiaramente questo dice a tutti quanti una sola cosa: se chiunque scappa vuol dire che ha qualcosa da nascondere e questo signore ovviamente ha qualcosa da nascondere. Ecco, riflettete su questa cosa, non rimaniamo in silenzio a guardare questa cosa agghiacciante che sta capitando a tutti, perché se lui sta provando a spostare l'asticella dei valori, ovviamente, e se si sta permettendo di fare sotto gli occhi di tutti una cosa così schifosa, evidentemente domani lo farà con voi, lo farà con le persone che amate e non solo lui ma anche gli altri si sentiranno autorizzati a farlo perché gliel'avete permesso voi.
no? Sta col vostro silenzio ha senso, non lo fate, anche se non ve ne frega un cavolo di me, no? Tanto qualcuno può dire, beh, per fortuna è toccata a lui, ecco il cavolo, domani toccherà anche a voi, a qualcuno a cui volete bene, state attenti, se continuate a stare zitti, no? E girare la testa dall'altra parte, domani toccherà anche a voi, perché glielo permettete, quello che stanno facendo è qualcosa di agghiacciante, 70 anni fa e 80 anni fa, durante il nazifascismo, incominciavano proprio così, a spostare piano piano l'asticella dei valori. Piano piano si permettevano sempre più cose sempre più agghiaccianti, finché hanno costruito qui la risiera di Sassaba che tutti voi conoscete. Buona serata a tutti e buona domenica.